Io credo che una statua o in Prato della Valle o forse meglio in centro storico dedicata a Giulia possa essere un modo con cui la città onora il suo impegno di iniziare con una statuaria di genere. Nel giorno in cui Prato della Valle e la Basilica di Santa Giustina accoglievano oltre 10.000 persone per l'addio a Giulia Cecchettini, il nome della giovane uccisa dall'ex fidanzato è stato proposto per la realizzazione di una statua di donna da collocare proprio in Prato della Valle o meglio ancora in centro storico a Padova. La proposta è stata fatta dall'assessore Andrea Colasi durante la Commissione Cultura e Pari Opportunità. È evidente che quello che è accaduto in questi ultimi giorni ha provocato una sorta di mobilitazione collettiva, di crescita di sensibilità e di consapevolezza. Io credo che si possa parlare di una generazione Giulia, specie per i giovani ragazzi. Ebbene, parlare di statue e pensare a Giulia è facile immaginare che un qualcosa, un'opera d'arte che possa evocare, ricordare questo processo di mutamento, perché quello che sta accadendo è un fatto positivo, vi è la presa di consapevolezza da parte di molti uomini, di moltissime donne, che il femminicidio è drammatico ed è un fattore culturale che va affrontato in modo organizzato e debito. Il femminicidio di Giulia ha scosso le coscienze, soprattutto quelle dei più giovani, e il suo sacrificio deve essere il motto del cambiamento culturale, come evocato dalle parole del discorso profondo e carico di significato pronunciato dal papà della 22enne dal pulpito. Padova, non a caso ha spiegato l'assessore Colasio, è tra le prime città nei secoli a condannare i femminicidi, come ricorda la storia dell'assassinio nel Seicento di Lucrezia Dondi dell'Orologio da parte di un uomo che lei aveva respinto. La stuprò e la uccise. Le similitudini sono enormi perché era stato rifiutato. Lui si chiamava Attilio Pavanello, lei era Lucrezia Dondi dell'Orologio. Quello che è incredibile, il fatto avviene nel 1654 e come per Giulia si creò in città e a livello di Repubblica Serenissima un vero e proprio dibattito sulla questione che si tradusse poi in testi letterari, in poesie. In quel momento il comune di Padova e la Serenissima decisero che questo episodio andava fissato, cristallizzato dentro lo spazio pubblico più importante della città, il Palazzo della Ragione. Nel lato ovest, accanto al monumento a Tito Livio, c'è il monumento a Lucrezia Dondi dell'Orologio che ricorda appunto la violenza da lei subita. Capite? C'è un nesso storico, simbolico incredibile tra il 1600 e l'oggi. La realizzazione di una statua di donna a Padova è una volontà che da mesi la città sta discutendo su dove e a chi dedicarla. Ora la scelta di dedicarla a Giulia potrebbe unire tutti, la decisione popolare sarà l'atto finale.